Eccoci, siamo arrivati alla seconda puntata, nona stagione di Che calcio che fa. Settimana scorsa abbiamo avuto Roberto Sironi, artista politico, che ovviamente tratta il calcio anche in una sua mostra attualmente, che adesso è terminata qui a Milano. Questo per dire che abbiamo sempre dei personaggi, dei professionisti. In questo caso parliamo di un amico, di uno scrittore, di un grande giornalista, e i suoi reportage ultimamente che riguardano la guerra in Ucraina, Ucraina URSS, molto, molto interessanti, e ovviamente ricercati nelle notizie, nelle fonti. Però dall'altra parte ha anche una grandissima conoscenza del continente africano, del Medio Oriente, a livello calcistico e non. E quindi direi che è proprio la persona più adatta per parlare di calcio, di parlare di un calcio molto allargato come vuole effettivamente Infantino, ed è quindi un piacere invitare Luigi Guelpa. Eccolo, ciao Luigi. Ciao Fulvio, buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando, guardando, eccetera, eccetera. Eccoci qua. Ecco, c'è già qualcuno che è arrivato, Anna Maria Pavese, grazie e buona serata. Bene, grazie. Allora, tutto bene, vabbè, insomma, reportage guerra, lo dico perché, vabbè, Già. escono tantissimi articoli da quel punto di vista, quindi sempre in questo caso c'è una grandissima conoscenza e ricerca ovviamente della notizia, no? Questo in La generale. guerra non si è fermata, neanche per i mondiali non c'è stata una simil Pax Olimpica, e come non ci sarà neanche una pausa natalizia. Questo almeno è quello che dicevano sia i generali del fronte russo che quelli ucraini, quindi aspettiamoci un inverno davvero terribile da Beh, questo mi punto sembra che di vista. aspettino anche proprio La guerra fino ad oggi, ecco. mi aspettano proprio l'inverno freddo, proprio per avere un alleato in più, no, per i temi di Sì, guerra. Però vabbè, adesso assolutamente. era solo per dire che insomma il livello di Luigi Guelpa a livello giornalistico, dal punto di vista, poi non so, sta bollendo in pentola tantissimo materiale, mi sembra dei libri che stanno per arrivare, però non voglio chiederti nulla, quindi o se No, vuoi dare ho firmato anticipazioni. un contratto Eh, importante con Mursia e usciremo in primavera, però per il momento per scaramanzia non ne vorrei parlare. Di sicuro ok. usciamo, ecco, in primavera, il contratto è stato firmato, quindi sono molto contento di essere entrato a far parte di una famiglia così prestigiosa dell'editoria italiana, quindi va bene. Certo, Grazie a Mursia, grazie alla mia agente Marcella Brianda, e insomma, vediamo cosa succede. bene. Allora, Parliamo di calcio, dai, che almeno così ci divertiamo un pochino. Parliamo assolutamente, adesso entriamo nel calcio, insomma abbiamo un bel po' di slide che sono quindi anche dei temi in continuazione che andranno ad alternarsi, sono risultanze abbastanza logiche, quindi che creano automaticamente delle domande ben precise da rivolgerti. Innanzitutto la domanda più semplice e ovvia, visto il Qatar, per quello che è stato nella sua, diciamo, genesi, no? Inizialmente la scelta di un paese di questo tipo, con un calcio che è quello che è, con una realtà che ha poco a che fare col Qatar, che tipo di mondiale alla fine è stato? Ma da un punto di vista generale è stato un mondiale abbastanza sonnacchioso, non è che abbia divertito più di tanto. Se non fosse saltato fuori la novità Marocco, questa squadra che è arrivata fino alle semifinali del mondiale, portando per la prima volta l'Africa nelle semifinali, non era mai successo prima. Tra le Se prime non ci quattro, fosse certo. se non ci fosse stato questo exploit, sarebbe stato sicuramente un mondiale estremamente noioso. Poi però c'è l'altra faccia della medaglia che ci ha regalato una finale, probabilmente la più bella finale della storia della Coppa del Mondo. Io credo che non ci sia mai stata una partita così bella, così emozionante, così combattuta, e la cosa incredibile, tutto questo dall'80° minuto in poi, perché l'Argentina segna 2 gol, sembra aver steso una Francia che era visibilmente stanca. Non dimentichiamoci che Deschamps ha quasi sempre fatto giocare la formazione base, tranne quella Sì, sfida con la Tunisia, peraltro persa, dimostrazione che forse non aveva grandi ricambi, no? Lo dimostra il fatto che con l'Inghilterra ha fatto soltanto un cambio, col Marocco ha fatto soltanto 2 cambi. Secondo me la squadra è arrivata stanca, è sì. arrivata molto stanca. E poi ha avuto questo Però voto di orgoglio dopo 80 minuti.
Però ti fermo un attimo, però diciamo che fino a 80 minuti io me la sono goduta. Dopo è stato spettacolare per la successione degli eventi, no? Per Esatto. l'emozione, però Il dal botta e punto di vista risposta pazzesco. tattico e calcistico è stata una partita bellissima fino all'80°, perché vedevi un'Argentina che faceva girare il pallone, che primo tempo Assolutamente sì. arrivava prima sul pallone, insomma queste cose sono importanti, no? No, ma certamente. Però diciamo che sembrava aver messo in cassaforte il risultato, no? Quell'1-2 terribile. E nel secondo tempo davvero la Francia aveva ripreso a giocare un po' come nel primo tempo, con poche idee, con un po' di stanchezza a livello fisico, fermata dall'abilità comunque dell'Argentina di saper far girare la palla, di saper gestire il pallone e di conseguenza sembrava che non dovesse cambiare più nulla. E poi in realtà quando eravamo già lì con gli orologi a capire quanto mancava alla premiazione, di vedere di nuovo la Francia sul tetto del mondo 4 anni dopo, il giovane Mbappé che neanche 24enne vince 2 mondiali, credo tanti colleghi che si occupano attivamente di calcio pronti già a scrivere quello, preparare le copertine delle prime pagine eccetera, improvvisamente succede quello che succede. Succede quello che succede, hai perfettamente... Ho detto esattamente l'opposto di quello che è accaduto, cioè stavo dicendo, volevo dire, invece di parlare di Messi eccetera, salta fuori Mbappé e con 2 gol rimette tutto il gioco. Rimette il... Sì, che volevo dire che i colleghi fino all'80° stavano finalmente parlando e potendo pubblicare questa prima pagina dedicata a Messi che vince un mondiale ed eguaglia da quel punto di vista Maradona. Dopo l'80° è successo il finimondo. È successo che Mbappé è rimesso in gioco e stava per diventare bicampione del mondo senza avere neanche 24 anni. Ecco, adesso la seconda volta, esatto, quindi riuscire quindi a essere campione del mondo, credo che forse solo Pelé forse magari si sarebbe avvicinato, non mi ricordo più bene, credo di sì. Forse no, perché nel 62 non credo che avesse 20, aveva forse qualcosina di più, ne aveva più giovane perché ne aveva 18 nel 58, esatto, quindi 22. Sì. Rimane sempre ineguagliabile da questo punto di vista Pelé, 2 mondiali di fila vinti in un'età molto giovane, anche se nel 62 poi di fatto ebbe anche qualche problema fisico, insomma non fu il suo mondiale, nel 62 fu forse più un mondiale di Garrincha, però insomma sì, Pelé rimane ineguagliabile. Senti, queste sono le due squadre schierate, no? Ovviamente, quindi hai già fatto un'analisi per ciò che riguardava la questione fisica e quindi l'approccio della Francia, l'avvicinamento della Francia, sì, quindi un po' in fase calante, e quello invece dell'Argentina in fase ascendente. Quindi alla fine poi c'è stato comunque un dettaglio, il rigore sbagliato, i rigori sbagliati, ma alla fine le due squadre sono arrivate lì e quindi l'esito più logico di questo mondiale con queste due squadre qua, cioè si può dire sì, è stata una finale giusta o manca qualcuno? No, non è stata una finale giusta perché tutto ciò che va ai rigori non può essere considerato una finale giusta. No, ma dico come squadre, sono arrivate le squadre. Come squadre sì, per quello che alla fine si è visto assolutamente sì. Forse la Croazia avesse avuto un attaccante vero avrebbe probabilmente fatto qualcosa in più, ma sì, davvero per quello che si è visto alla fine sono le squadre che hanno espresso sicuramente il miglior gioco e che, guarda caso, e non è un caso, avevano da una parte e dall'altra i 2 migliori giocatori al mondo. Credo che nella vittoria di Messi ci sia davvero un vero e proprio passaggio di consegni e di quello che sarà il suo erede per i prossimi anni. Ne parliamo dopo perché è uno dei temi su cui vorrei andare a parare, perché effettivamente si apre, diciamo, una nuova prospettiva calcistica. Questa è l'esultanza, poi abbiamo lì un vestito caratteristico che è stato... Come l'hai visto? È una tunica regale che viene indossata sempre dalle persone che nei paesi del Medio Oriente hanno comunque ottengono un risultato importante, quindi si è voluto con quel tipo di abbigliamento rientrare all'interno di quelli del Medio Oriente. Non c'è nulla di jihadista, come ho sentito qualche fesso che ha... perché io vedo questa cosa qua, ho notato gente che si è molto inalberata riguardo a questo, sì, come se fosse un qualcosa, invece è un omaggio che è stato fatto. Assolutamente sì, non lo danno a tutti. Che viene utilizzata normalmente nel mondo medio orientale
ed è quella che ti fa, come dire, apparire come il migliore, il più bravo, eccetera, in vari campi sociali, quindi quello sportivo, come quello lavorativo, come quello umanitario, anche se l'umanitario in Qatar forse c'è davvero poco, ma questo è un altro discorso. E quindi voglio dire, va bene, è iconica quella foto, alla fine ci ricorderemo anche, è stata anche intelligente come mossa, ci ricorderemo di Messi che vince un mondiale, che solleva perché è la il coppa Qatar. e c'ha questa tunica addosso, va Sì, benissimo. diciamo che avevano proprio bisogno di fare il mondiale in Qatar perché dovevano essere sdoganati evidentemente come un paese appetibile, perlomeno per il turismo, poi non so se anche per altre situazioni, visto che comunque sono molto ricchi, hanno il gas, eccetera, eccetera. Però evidentemente avevano bisogno di fare questo scatto in avanti, quindi è vero, c'era una sorta di manovra promozionale ulteriore. Assolutamente. Ecco, senti, mi hai parlato della sorpresa del Marocco, no? Io faccio vedere il Marocco perché quello è abbastanza evidente, la prima squadra che arriva tra le prime 4 nella storia delle africane, ma la squadra, dal mio punto di vista, voglio sapere se sei d'accordo, la squadra che è sorpresa è questa. È proprio... Anche la Croazia, perché riuscire con 4 milioni di abitanti a riconfermarsi 4 anni dopo, rientrando perlomeno comunque tra le prime 4, direi che questo è un po' una sorta di pernacchietta nei confronti di quei grandi, non sto a dire le quali nazionali, che sono sempre lì belle, grosse, che fanno vedere 4 milioni e 200.000 persone che praticano il calcio Sport. a tutti i livelli contro il 1.4 milioni dell'Italia, giusto per fare due conti. Ecco. Due conti della serva. Sì, allora la Croazia si è riproposta ad altissimi livelli, il suo allenatore è stato in grado comunque di trovare dei giovani interessanti, Guardiola su tutti, che sostituissero alcuni califfi che sono ovviamente andati in pensione 4 anni fa, da Subasic, pensate a Rakitic in mezzo al campo, Mandzukic davanti, quindi ha perso dei giocatori molto importanti, quasi ha perso, escludendo Modric, la colonna vertebrale di questa squadra, e ha saputo ricostruirla. Ma lui, tra l'altro, ricordo una sua intervista dopo la finale persa con la Francia, che disse molto serenamente ai cronisti del suo paese, dice: noi tra 4 anni saremo di nuovo tra le prime 4, ed è puntualmente accaduto. Tra l'altro un cammino anche particolare, perché se non vado errato, prima della finale, della semifinale contro il Marocco, no aspetta, mi sembra che avesse vinto soltanto una partita la Croazia del suo girone. Poi pareggio, rigori col Giappone, col Brasile, assolutamente. Non mi ricordo più quante partite arrivate negli ultimi 2 mondiali ai rigori. Ma di fatto è una squadra che ha vinto, mi sembra, 2 partite poi alla fine in tutto. Sì, in tutto il mondiale. è tosta da superare, ecco, quindi... Eppure, ripeto, ha fatto grandissime cose. Poi c'è la favola del Marocco, quello sicuramente. Se ne dobbiamo parlare adesso, ne parlo volentieri. Parlo volentieri perché voglio sapere in futuro questa squadra se si attesta, a parte il fatto che sono, come al solito ovviamente, ma anche la stessa Croazia, giocatori che giocano nei campionati più importanti, no? Quindi è evidente che non è un movimento interno, cioè sono giocatori che crescono, vengono però presi dalle altre Sai, io credo che il Marocco si rafforzerà ulteriormente, ti spiego per quale motivo. Molti di questi ragazzi non sono nati in Marocco, sono figli di migranti, e quindi sono nati in Francia piuttosto che in Belgio, in Olanda, in Spagna, come Achraf Hakimi che è nato a Madrid. E quindi c'era da parte di questi giocatori il desiderio e la voglia di giocare in squadre più forti, no? Quindi ho il passaporto spagnolo, il passaporto francese, il passaporto olandese, belga, gioco per le squadre di adozione, no? Pensiamo, non so, a Marouane Fellaini del Manchester United, della nazionale belga, marocchino a tutti gli effetti, no? Io credo che invece questa vittoria del Marocco sia una sorta di spot, no? Per questi giovani della doppia nazionalità, magari a scegliere il Marocco perché adesso il Marocco è forte, quindi secondo me potrebbe anche rafforzarsi. Il Marocco ha una storia pazzesca, però. Innanzitutto non dimentichiamoci che è una sorta di cerchio che si chiude. Il Marocco è stata la prima squadra africana a partecipare a un mondiale nel 1970, la prima, e 52 anni dopo è arrivata nelle prime 4. Il Marocco esce ai quarti di finale
dell'ultima Coppa d'Africa con l'Egitto, male, e l'allenatore Alilo Zicev, alcuni giocatori vengono alle mani. Perché vengono alle mani? Perché il CT ha messo fuori squadra Zicev, che poi è stato quello che è stato, sì, e Mazraoui. Però poi si qualificano per i mondiali in primavera, ma ad agosto i senatori della squadra vogliono incontrare il presidente della federazione dicendo che non vogliono più Alilo Zic, ma vogliono Regragui, che aveva appena vinto con il Wydad di Casablanca un campionato, una Champions League africana, e quindi viene costruita quasi con un golpe questa squadra, sembra un po' così, un po' romantica, un po' d'avventura, ma davvero è nato così questo Marocco. Beh, forse in qualche modo ha anche spiazzato la concorrenza, perché magari le squadre, ovviamente come se fosse un campionato di calcio, che si fanno ovviamente gli studi preliminari prima di incontrare ogni domenica, per dire, a ogni turno la squadra avversaria, magari ha scompaginato anche nelle convocazioni, avrà scompaginato qualcosa, e quindi magari non c'è stata la possibilità di poter vedere anche in amichevole più di tanto il Marocco prima. Un paio di giocatori, a parte il rientro di Mazraoui e Zicev che conosciamo, Mazraoui al Bayern Monaco, ex dell'Ajax, Zicev del Chelsea, a parte quello, ma ci sono stati anche 2 o 3 giocatori che hanno accettato la cittadinanza, avendo il doppio passaporto, hanno accettato di giocare per il Marocco a settembre-ottobre, quindi un paio di mesi prima del mondiale. Questo un pochino sicuramente ha creato un po' di sorpresa tra le squadre che poi dovevano affrontarlo. Volevano fare una bella figura, evidentemente volevano veramente fare una bella figura, e essere un po' una sorpresa. Ci sono riusciti. Questa squadra ci lascia 5-6 giocatori che già conoscevamo, che sono di altissimo livello, come i 2 difensori esterni, come il portiere Bounou che gioca a Siviglia, come Zicev e Nasiri che gioca ecco, ti chiedo di Amrabat, che quest'anno ha poco spazio e fa invece un campionato di notevole spessore, perché un mondiale di notevole spessore, perché messo lì davanti alla difesa è stato quello che ha cercato. Non è molto fantasioso, è un giocatore però anche l'intelligenza dell'allenatore, saperlo collocare nel posto giusto. Poi quando vai in nazionale, in mondiale, è chiaro che ci sono magari delle motivazioni che non riesci a trovare giocando nella tua squadra di club, soprattutto se non vieni considerato un giocatore importante, un titolare. Pensate soltanto all'esempio di Unai, che è un ragazzo che gioca in squadre di basso livello del campionato francese, e sicuramente è quello che farà il salto di categoria più alto rispetto a tutti gli altri suoi compagni di squadra, perché o andrà in Premier o andrà a Barcellona. Quindi, e questo è un ragazzo che gioca in una piccola squadra, nell'Angers se non sbaglio, una piccola squadra francese, e nessuno sapeva chi fosse fondamentalmente. Uno di quei famosi binazionali, anche lui, sì. tra l'altro. Ecco, Quindi, allora, ci addentriamo un attimo, perché ciò che riguarda la tua materia, che è il calcio africano, e quindi andiamo a rivedere. Io ho preso una sola immagine di una delle squadre, che è quella più storica, che è il Camerun, no? Quindi, disastro. Vediamo Onana che ha salutato la compagnia dopo la prima partita. Allora, partiamo dall'inizio. Questa squadra si qualifica con un allenatore portoghese, Garatoni Conceição, e si qualifica ai mondiali. Arriva Eto'o come presidente della federazione e fa, secondo me, una cosa giusta, cioè quella di dire: io mando via questo allenatore per dare un chiaro messaggio a chi stava dietro questo allenatore, che era il solito Jorge Mendes, che sta mettendo, come dire, si sta inserendo anche piuttosto bene nel calcio africano. Lui non voleva avere questo personaggio tra le scatole, e lo avrebbe avuto appunto con Toni Conceição, che è uno dei suoi rappresentanti. Affida però la panchina a un allenatore con scarsissima esperienza, che è Rigobert Song, e già che c'è, poi diventa il buon Samuel Eto'o, diventa colui che indica ai giocatori da convocare, che si mette tra i piedi quando c'è da decidere la formazione. Questo ha creato problemi e malumore all'interno dello spogliatoio. Non dimentichiamoci che una settimana prima dell'inizio dei mondiali, quando l'allenatore Rigobert Song rese nota la lista dei convocati, si dimenticò il nome di 2 che non sapeva chi fossero, perché che tra l'altro sono 2 giocatori che giocano in Camerun, 2 giovani, ma perché quelli non li ha voluti lui, non li ha inseriti lui, quelli li ha inseriti Eto'o probabilmente, o comunque qualcuno all'interno della federazione, e ha fatto anche una pessima figura perché non sapeva il nome di questi 2. Uno non sapeva pronunciare il nome, l'altro si era anche dimenticato. Questo in conferenza stampa di presentazione. Questa squadra è già partita male, con dei problemi legati comunque a lotte tra clan, allenatore, che lascia fuori Boubacar
nella prima partita, che forse è il giocatore più forte che avevano a disposizione, e lo si è visto poi dopo con la Serbia, eccetera. Quindi è partita davvero malissimo. Forse ci sono quelle realtà strane, no? Dico anche UEA, no? Quindi quei giocatori molto Ma sai grandi, cos'è? potenti e Sì, ingombranti. perché ci sono due realtà in Africa. C'è la realtà del Maghreb, del nord, che è molto più organizzata dal punto di Sì. vista professionale, dal punto di vista delle società, dei club, della federazione, eccetera. E poi purtroppo c'è l'Africa nera che risente ancora di questa disorganizzazione pazzesca, che poi va a inficiare la bravura, la capacità di questi giocatori, perché parliamoci chiaro, la rosa del Camerun non era una brutta rosa, come non lo era quella del Ghana, come non lo era quella del Senegal, che poi ha dovuto patire l'assenza di Sadio Mane, il suo giocatore più rappresentativo. Però lì c'è sempre, alla fine, gira, rigira, vai a scavare, vai a cercare, vai a leggere, un problema organizzativo, che mentre invece il Nord Africa ci ha insegnato di avere già uno spirito molto più europeo da questo punto di vista, e il Marocco ne è l'esempio assolutamente. Ok, quindi le altre squadre Ospiterà i comunque... mondiali per club, tra l'altro il Marocco torna a ospitare i mondiali per club dopo averli ospitati nel 2000, se mi ricordo se era 2012-2013, torna a ospitare i mondiali per club. A febbraio ci saranno i mondiali per club in Marocco. Senti, poi comunque l'altra pattuglia, per completare la pattuglia delle squadre africane c'è quindi il Senegal, la Tunisia e il Ghana. Giusto? Quindi il Ghana è andato avanti, le altre come al solito sono rimaste ferme, però mi viene in mente quello strano discorso, perché da una parte abbiamo la Francia che ha appunto il doppio passaporto, questi giocatori che sono francesi o naturalizzati in qualche modo, e utilizza quindi la veemenza del fisico africano e poi in qualche modo plasmata dalla tecnica poi dall'altra parte c'è questo vecchio concetto che mi ricordo detto 25 anni fa circa da Giovanni Trapattoni, che disse attenzione all'Africa, attenzione all'Africa, se ti ricordi, all'Africa come movimento eccetera eccetera. Poi abbiamo visto che c'è stato un momento c'è giocatori come Drogba, li abbiamo visti, no? Eccetera eccetera, e tu stesso. Però adesso qual è il futuro di queste squadre? No? Innanzitutto, prima una riflessione, torno alla finale. Non so quanti ci hanno fatto caso, ma a un certo punto nella Francia, dopo l'uscita di Giroud, Hernandez e Rabiot, aveva solo Lloris bianco. Erano tutti giocatori di colore. 10 su 11. Che a me poi, per come sono fatto io da buon terzomondista, ero contentissimo, per carità. Però a dimostrazione di quanto l'Africa sia vincente, seppur sotto mentite spoglie, no? con la nazionale francese. Sono tutti ragazzi che vengono dall'Africa. Il futuro innanzitutto è legato al prossimo mondiale, quando avremo da 32 a 48 squadre, avremo 9 squadre africane, non più le 5 attuali, e questo è sicuramente un'occasione molto importante per mettersi in mostra. Non dimentichiamoci che fino al mondiale del 90 forse erano 2 le squadre africane che partecipavano, prima una, Marocco nel 70, Zaire nel 74, Tunisia nel 78, poi diventarono 2, poi 3, poi 5, adesso addirittura 9. Quindi anche se avranno meno tempo, perché è un mondiale anche discretamente slim, no? Perché ci saranno 16 gironi da 3 squadre e passano le prime 2, quindi si giocheranno 3 partite per girone, no? Pronti via. A contro B, B contro C, C contro A. Quindi vabbè, insomma, ci sarà più spazio e vediamo se riusciranno a cogliere questa occasione al balzo. Allora a questo punto qua abbandoniamo un po' l'Africa, se non hai altro da dire. No, direi di no, direi che l'Africa ha tenuto testa all'Argentina in finale, ma questa è la verità. Infatti, questa è la verità. La dimostrazione è che c'è fuori dall'Africa il calcio africano funziona bene, non funziona a casa sua. Non funziona a casa loro. Senti, hai parlato dell'allargamento a 48 squadre, quindi non si può non pensare al manager per eccellenza, e abbiamo qua appunto Infantino, che porta a 48 squadre. Allora, come è stata la figura di Infantino? Perché è stata abbastanza controversa con le sue dichiarazioni, poi è chiaro che uno deve difendere, chiamiamolo così, il proprio brand, il proprio modo di fare.
però mi sembra un personaggio un po' come al solito. Quelli che sono nella stanza dei bottoni ad altissimo livello sono sempre un po' criticati e criticabili. Qual è il tuo pensiero? Ma allora, secondo me, tanto per cominciare, è molto meno ministeriale, quindi molto meno elefantiaco di come era Blatter, quindi un po' più alla mano. E questa è la parte bella di Infantino, no? È molto più slang, è molto più, no? Così, più vicino, più democratico sembra. Però in questo mondiale non ne esce sicuramente bene, perché ha fatto 2 o 3 cazzate colossali, a mio modo di vedere. Dichiarazioni. Le dichiarazioni, soprattutto, non volendo il no comment sui morti che ci sono stati negli stadi, e non soltanto, perché ricordiamoci che il Qatar non ha costruito soltanto stadi ex novo, ma anche città ex novo. L'Usail, dove si è giocato, non c'era prima che venisse assegnato il mondiale al Qatar. Quindi i 6.000 morti sono poveri e disgraziati operai che hanno perso la vita nel costruire gli stadi, hanno perso la vita nel costruire strade, ponti, costruzioni, case, Sì. eccetera. Quindi hanno fatto un lavoro, hanno Infrastrutture. ribaltato una nazione, perché lo stadio deve avere anche una località, non può esserci soltanto lo stadio, no? La sede come Ovvio. viene chiamata. C'è lo stadio e la città, quindi hanno costruito ex novo delle località, tra cui l'Usail, che non c'era prima. Quindi no comment su questa vicenda, lo trovo estremamente grave. L'altra cosa veramente ridicola, secondo me, è quella di aver tirato per i capelli il Marocco per parlare dello sviluppo del calcio arabo. Non è così. Dell'allargamento. Parlano in arabo, oltre al francese, ma è Africa, appartiene al continente africano. Quindi semmai lo sviluppo c'è stato del calcio africano, perché se parliamo dello sviluppo del calcio medio orientale ci viene da ridere, soprattutto del calcio di quei paesi del Golfo Persico, perché Qatar, Arabia l'Arabia Saudita. Saudita ha battuto clamorosamente l'Argentina, poi si è accartocciata su se stessa. E il Qatar è stata veramente una barzelletta, una squadra che si allena da 2 anni per il mondiale, infarcita di giocatori naturalizzati, perché in Qatar non pratica il calcio quasi nessuno, è uscita fuori, ha preso i ceffoni da tutte e 3 le avversarie che ha affrontato, quindi Ecuador, Senegal e Olanda. Lo si sapeva però questo, dai. Hanno preso come allenatore Felix Sanchez, che era uno dei maestri della Masia di Barcellona, quindi davvero non hanno badato a spese per cercare di costruire dalle basi, dalle fondamenta. Era una squadra assolutamente ridicola, quindi dire che questo mondiale ha messo in luce lo sviluppo del calcio arabo, assolutamente no, lo sviluppo delle strutture per il calcio, perché il Qatar si appresta, secondo me, io lo dico qua e ne parleremo tra qualche anno, con le sue strutture, eccetera, a organizzare non più i mondiali, mi auguro, ma io sono convinto che attraverso i soldi, eccetera, porterà lì altre finali importanti del nostro continente. Non mi stupirei se la finale di Champions League si giocasse lì, o se qualche partita di cartello dei principali campionati si giocasse lì, un Barcellona-Real, un Milan-Inter, un Liverpool-Manchester City. Io non mi stupirei di nulla, perché l'unica cosa che mancano non sono i giocatori in Europa, ma mancano i soldi. E quindi ne tanto, e non vorrei che prima o poi si creasse questo effetto di portare lì non soltanto eventi come il mondiale, ma partite di cartello che sono prettamente europee. Buono avere il grande evento. Per questo hanno aperto la strada. D'altronde Dubai ha già in qualche modo aperto le Supercoppe, eccetera, eccetera. Certo. Ecco, senti, vabbè, quindi Infantino l'abbiamo visto. Da un punto di vista invece di gioco tattico, e dopo voglio un po' provocarti, tu hai visto qualcosa di particolare? Perché se passiamo dal tiki-taka, no, del periodo degli ultimi 10 anni, 12 anni, anche se Messi è il personaggio di riferimento, ma abbiamo visto che non c'entra niente in questo caso con l'Argentina. Abbiamo visto una fisicità dei giocatori sempre più esasperata, grandi corse veramente. Quindi ti domando dove sta andando il calcio da un punto di vista tecnico e tattico. Ma sicuramente le stelle come Mbappé, Messi, Cristiano Ronaldo, che comunque era agli sgoccioli in questo mondiale, quelle nasceranno sempre, saranno quelli giocatori che sapranno poi fare la differenza in campo, ma è chiaro che si va avanti sempre più verso una maggiore fisicità, verso un maggiore tatticismo. Davvero è un calcio completamente nuovo quello che stiamo vedendo negli ultimi 20 anni, e lo si è visto anche in questi mondiali. Qual è l'aspetto contrario? È che hai sempre partite
meno belle da un punto di vista estetico, perché trovi sempre più uomini bravi nella corsa, più uomini bravi nel coprire le aree, nel coprire le zone, e non vedi più un dribbling, no? O lo vedi soltanto da quei pochi giocatori che hanno la classe per fare questo tipo di gesto tecnico, diciamo. Quindi partite molto noiose, come si è visto anche ai mondiali, come sono alcune partite del nostro campionato e di altri campionati, insomma, la fisicità che sta poco per volta prendendo il sopravvento. Però ti dico che questa è un po' la mia provocazione, secondo me il contropiede rimane sempre, perché abbiamo visto dei gol fatti contro l'Inghilterra, dalla Francia. Sì, 2, 3, 4 passaggi al massimo sul ribaltamento di fronte. Il gol di Di Maria è una cosa strepitosa ieri, secondo me, ma anche quello di Alvarez. Nella maniera più assoluta, certo. Cioè, alla fine non si scopre nulla nel calcio. Non si inventa nulla. Esatto. E quindi, e soprattutto quel poco che si inventa, secondo me, lo si inventa con determinati giocatori. E torniamo al discorso di prima. Il tiki-taka andava bene quando avevi Xavi e Iniesta. Senza Xavi e Iniesta, con tutto rispetto per Gavi e Pedri, che sono due ragazzi che secondo me lasciarono il segno nel panorama mondiale negli anni, molto giovani, adesso 18-19 anni, non funziona. Quella roba lì non funziona. De La Fuente ha preso il posto di Luis Enrique e ha detto molto serenamente che si giocherà in modo diverso. Perché anche lui ha capito che quel tipo di atteggiamento ma poi non ci sono quei giocatori lì. Non ce l'hai quei giocatori che sono nati inutile. Sono nati insieme, poi hanno giocato insieme dalle giovanili, no? Esatto. Avevi quelli lì che facevano quel tipo di movimento più Busquets, e poi avevi Messi che finalizzava, o Ronaldinho, grazie al cavolo, voglio dire, no? È cambiato un po' tutto. Ecco, senti, invece l'altra cosa... Ecco una cosa... Sì, è vero, hai ragione. Non ci sono più centravanti. Gli unici centravanti che ho visto in questo mondiale sono stati Giroud e Harry Kane. Gli altri sono tutte o seconde punte o trequartisti riciclati. Però, scusami, sono centravanti sui generis, perché alla fine sono dei falsi nueve, anche se Giroud è un po' più punta davanti. Punta. Però, ad esempio, vedi la Francia, una cosa incredibile. La Francia va ai mondiali del 2018, li vince con Giroud centravanti, che non segna, ma fraseggia con i tenores che all'epoca erano i due che ci sono adesso, Griezmann, Mbappé, poi c'era Matuidi, se non sbaglio. E adesso c'è Dembélé. Va agli europei, lascia fuori Giroud, fa giocare Benzema, pallone d'oro poi, Benzema esce con la Svizzera, torna Giroud e la Francia va in finale, no? A dimostrazione di quanto quel tipo di centravanti, e noi si è visto in alcune occasioni anche nella partita, soprattutto con la Polonia, non sia soltanto un bravissimo attaccante nel marcare, ma anche bravo nel far movimento, nel portare via uomini. Sul secondo gol di Mbappé contro la Polonia, quel missile terraria che tira Mbappé, perché ha lo specchio della porta liberato dal movimento di Giroud che porta via due giocatori. Certo. Quindi utile. Però centravanti veri, escludendo lui e Harry Kane, ora ditemi quali centravanti veri abbiamo visto in questo mondiale. Nelle squadre che sono andate avanti, la Croazia non ce l'aveva, il Marocco ha fatto giocare Nesiri. Lo stesso Alvarez è un giocatore di grandissimo movimento. Lo stesso Alvarez è un ottimo giocatore, ma non è una punta. Velocissimo. Non è un centravanti. E hanno giocato. La Spagna ha provato la follia. L'unico centravanti buono che aveva, Morata, l'ha lasciato fuori per far giocare a Seco, che è un trequartista e un'ala. Quindi si è un po' persa questa figura del centravanti. Senti, tornando al discorso di Infantino, perché io godo un po' al fatto, perché sono un po' nostalgico del passato, quindi le squadre europee, poi quelle 2 o 3 sudamericane, insomma quei piccoli cose, l'allargamento a me non è che piace tantissimo, per carità, poi se sono più forti ben vengano, però insomma diciamo la verità, tutto quello che lui ha detto, questo vuol dire, l'hai già accennato prima per il discorso dell'Africa, che non c'entrava nulla con le squadre medio orientali. Comunque in ogni caso le prime 8, se andiamo a vedere, questa è una slide velocissima, abbiamo 5 europee, 2 sudamericane e una africana. 5 europee, che poi in questa manca l'Italia, manca la Germania, cioè squadre che hanno dato tantissimo alla storia dei mondiali. Quindi alla fine il core business, chiamiamolo così, detto in un modo molto brutto, rimane all'interno dell'Europa. È inutile che stiamo a raccontarcelo, anche se poi ha vinto saranno 48, diventeranno 60, ma sarà sempre così. Adesso lasciamo perdere l'Africa. Io sono contento a 48 che finalmente una squadra dell'Oceania possa andare, perché non è giusto che debba fare lo spareggio per andare
con l'Australia che è nel girone asiatico. La Nuova Zelanda o chi per essa avrà una possibilità di partecipare a una fase finale di un mondiale. Nuova Zelanda che noi tra l'altro non ci ha portato molto bene al mondiale del 2010, la Nuova Zelanda. Però è giusto anche così, qualcosa in più dal Nord America, qualcosa in più anche dall'Asia, va bene. Anche perché, ripeto, nella prima fase, questo prossimo mondiale sarà un mondiale molto slim, molto veloce. Ripeto, ogni girone, 3 partite. Quindi sì, sono 3 hai la partite. vetrina, Sarà ma terribile. perché non sono partite alla fine, non ce ne saranno. Non sarà terribile perché... 7. Non ho capito, scusa, ripeti? Chi gioca e va in finale, chi arriva in finale, avrà sempre giocato 7 partite. Sì, perché sì, ne sì. ha 2 nel primo turno. Poi ci sono i sedicesimi, gli ottavi, i quarti, semifinali e la finale. Quindi. Sì. Però senti una cosa, quindi vabbè, ci saranno i sedicesimi, quindi allargherà ulteriormente alla parte, diciamo, emotiva, no? Perché 32 squadre andranno al secondo turno, la prima e la quindi seconda dentro fuori subito praticamente. Ma sarà anche più emozionante magari, Sarà un po' più anche emozionante. Però Sbagli è la anche prima partita del girone, la seconda sei già tagliato fuori, perché se sbagli la prima sei fuori. È proprio questo che voglio dire, che se tu parti zoppicando con l'ultima, che in teoria sulla carta è l'ultima, l'altra squadra corri il rischio, secondo me, di andare a fare una specie di biscottone successivamente per farti fuori, se magari sei una squadra titolata, tipo l'Italia. Quello assolutamente sì, è possibile. Però è possibile anche che un'Arabia Saudita che aveva vinto con l'Argentina vada avanti, magari l'Argentina andava fuori, occhio. Vabbè, su 3 partite, su 3 partite cose di questo tipo. Quindi lui vuole, però poi alla fine secondo me la slide che hai fatto vedere prima, manchiamo noi e la Germania, ma poi le squadre sono quelle. Tu togli con tutto rispetto il Marocco e magari in prospettiva futura Portogallo, ma le squadre su quelle 7-8 sono sempre quelle. Ecco, senti una cosa, questa è una slide iniziale prima del mondiale, è un disegno che riportava praticamente i giocatori più importanti, no? Quindi c'era Mbappé, Messi, Ochoa, Ronaldo e Neymar. Alla fine si sono riconfermati praticamente questi qua, no? Bene o male, Neymar è uscito, però vabbè, anche Ronaldo è uscito, però alla fine non si è visto, diciamo, il giocatore nuovo, ecco. Mbappé indubbiamente è il giocatore nuovo. Ti domando, hai visto altri giocatori che in qualche modo ti hanno entusiasmato, ma non anche quelli già affermati, ovviamente, tolto da questo lotto che era sulla carta iniziale? Io ho visto dei giocatori che mi hanno colpito, che magari non erano famosi, lo diventeranno, tipo ad esempio Moussa degli Stati Uniti, che gioca a Valencia e che sta crescendo grazie a Gattuso soprattutto, che è stato forse il mio giocatore della squadra americana. L'esterno sinistro Robinson mi ha fatto un'ottima impressione, il terzino sinistro, che francamente non ricordo neanche dove giochi, però mi è parso un giocatore interessante. Ne abbiamo parlato prima, Unai del Marocco, ma Guardiola come difensore centrale, ha fatto un mondiale strepitoso sbagliando la partita con l'Argentina, vabbè, però mondiale strepitoso. Però poi, ecco, come dicevi giustamente, lasciamo perdere Cristiano Ronaldo che è purtroppo alla frutta, ma alla fine Mbappé Messi è un po' con Neymar. Però, ecco, infatti. Nuovi fenomeni in questo momento all'orizzonte. O se ci sono, non erano le squadre che hanno partecipato al mondiale, e mi riferisco a Haaland, ad esempio, che essendo norvegese non ha partecipato al mondiale, ma in questo momento è forse l'attaccante più forte al mondo, no? Quindi ecco, l'apertura a più squadre ci regalerà magari la possibilità di vedere all'opera che giocatori che non ha potuto partecipare come Haaland, certo. Senti, io ti dico altri 3 nomi. Uno è Griezmann, abbiamo già parlato prima perché mi ha abbastanza colpito il giocatore che effettivamente spento Griezmann e si è spenta la Francia, poi vabbè, dopo ha messo Fofana e ha cercato di velocizzare il gioco d'attacco mettendo Mbappé al centro dell'attacco perché aveva meno spazio da coprire per andare in porta, da effettuare per andare in porta. Ti dico altri 2, uno De Paul, che l'hanno abbastanza, non le hanno dato una grande votazione, secondo me De Paul era tutto campo, e poi in ultimo, non nella partita di ieri, ma questo giocatore che secondo me è un immortale,
perché l'altro giorno anche lì non so come si fa a dare 9 a Messi, portati da un punto di vista dell'emozione, però la partita di Modric non era da 6,5 ma era perlomeno da 9, perché era dappertutto, in difesa, ad aiutare sempre, a giocare sempre di prima, a capire un attimo prima com'è il movimento da fare. Io trovo che sia un giocatore splendido. Allora, partiamo con ordine da quelli che hai nominato. Griezmann Sì. secondo me ha trovato la sua nuova e giusta collocazione. È caduto in disgrazia a Barcellona, è caduto in disgrazia all'Atletico Madrid, insomma non segna più, non segna pochissimo. Quindi si è inventato questo ruolo che sta tra, come posso dire, il centrocampista offensivo, ma anche con la capacità di gestire organizzare, il pallone, di recuperare. Quindi un todocampista, come dicono gli spagnoli, che forse è la terminologia più corretta per ricordarlo e ricordare il suo exploit in questo mondiale, perché comunque l'Atletico Madrid era andato. Rodrigo De Paul è una cosa incredibile, secondo me, nel senso che non dimentichiamoci, questo ragazzo va a Valencia, ma a Valencia non aspettano che venga fuori, che emerga, e il Valencia lo vende a 3,5 milioni all'Udinese. L'Udinese lo rivende a 35 milioni all'Atletico Madrid, adesso una valutazione di circa 50 milioni dopo. Perché, vedi, non è soltanto da noi il problema di non saper aspettare, a volte succede anche in altri campionati. Certo. Non ha saputo aspettarlo, e questo è solo un giocatore di grandissimo livello. Davvero anche lui un giocatore che ha corso tantissimo, ha recuperato tanti palloni, ha creato un meraviglioso feeling nelle giocate soprattutto con Messi, e quindi l'altro che hai nominato, cosa ti posso dire, è uno dei più forti registi della storia del calcio di tutti i tempi, questo in una maniera più assoluta, è il Pirlo croato, è diventato. Sì, un Pirlo di movimento però. È quel giocatore lì, ha un'intelligenza tattica spaventosa, nonostante sia dotato neanche di un grandissimo fisico rispetto agli altri. Bisogna fare i complimenti a Carlo Ancelotti per come ha saputo anche conservarlo, lasciandolo in panchina nelle partite, lo lascia in panchina nelle partite meno importanti, dando più spazio a altri due protagonisti di ieri sera, che Tchouaméni e Camavinga, no? E ogni tanto lo lascia fuori perché non è più un ragazzino, a quell'età lì, insomma, non riesce più a giocare 60-70 partite durante una stagione, quindi facciamo i complimenti anche a Ancelotti. Io vorrei ricordare un altro ragazzo che a me ha colpito molto, e che è McAllister. Sì, molto. Il primo perché sto invecchiando, perché io scrivevo di suo padre, il famoso spareggio Australia-Argentina, lui c'era, con Maradona, c'era McAllister padre, e quindi adesso scrivo anche del figlio, vuol dire che sto diventando vecchio. La seconda cosa è che anche lui ha fatto un mondiale strepitoso, era veramente una, come posso dire, sì, un gran corridore eccetera, ma un rompi puntini sì, puntini, ce l'avevi sempre addosso. Sì, andava a concludere e poi andava a concludere, ha segnato. Ragazzi, veramente non so quanti polmoni ha sto ragazzo, ha corso come un pazzo per tutte le partite che ha giocato con l'Argentina. Senti, c'è in collegamento, ci vede Nestore Del Boccio, un grande artista, dice quello che ha dedotto, anzi lo mandiamo subito, questo per il discorso precedente, quello che ho dedotto è che esistono talenti per il mondo, soprattutto africano, che procuratori o direttori sportivi non conoscono, fanno finta di non conoscere per motivi di speculazione. E poi riporta Mazzola, quando negli anni 70 divenne dirigente, parlava di calcio africano emergente. Poi ultimo riporta quest'altro e dice non capisco, Messi un genio, calciatore totale, altri sono attaccanti, ma lui ha classe immensa, vabbè. Ma non abbiamo detto niente nei confronti, diciamo, di Messi, no? No, ma nella maniera più assoluta. Poi Messi, ripeto, non puoi neanche definirlo come ruolo, perché a secondo di come si muove in campo è una prima punta, è una seconda punta, è un regista, è un trequartista, sa far tutto, perché è un fenomeno. Perché ecco, quello non lo scopriamo certo adesso. Senti, adesso facciamo invece un giochino interessante, anzi, prima di tutto parliamo della nostra nazionale. Se avessi avuto la possibilità di partecipare, come l'avresti vista? È un po' una domanda un po' particolare, perché agli europei eravamo in grande spolvero, dopo 3-4 mesi erano cotti, quindi bisogna vedere come arrivi. Tutte le squadre hanno anche questa logica all'interno, diciamo, del campionato, e quindi che viene spezzato e quindi ti devi ripresentare nel migliore dei modi. Tua intuizione, no?
come sarebbe andata l'Italia se avesse Sì, partecipato ai all'interno mondiali. del Sì, gironcino. entrava nelle prime 8, ma non nelle prime 4. Ah, ok, Non quindi nelle vabbè, prime avremmo 4. fatto Poi fino un agli buon ottavi, fino ai quarti ci arrivava, poi da lì è fuori. diciamo un Entrava buon tra le 8. campionato, comunque un discreto campionato, ecco, Sì, quindi e io a volte mi sono anche così divertito a immaginare, a pensare, no, il raffronto tra le altre nazionali e la nostra, cioè davvero è brutto a dirsi, ma in questo momento è imbarazzante, soprattutto su certo, certi ruoli, e non entro nei dettagli perché non voglio offendere nessuno, però davvero è imbarazzante, cioè dimmi adesso che centrocampo possiamo fare noi per contrastare il centrocampo dell'Argentina o della Croazia, tanto per fare, no, o della Francia. Ragazzi, è dura come il ferro. Non dimentichiamoci cosa abbiamo combinato contro l'Argentina nella Coppa certo. Maradona. Sì, no, no, poi comunque basta C'è un vedere grosso il centro. problema. Se Mancini fa come ha fatto in questi giorni, come sta facendo proprio adesso, questi raduni di 60-70 ragazzini per capire se c'è la scintilla, c'è Fa qualcuno che bene, fa bene vuol per dire forza. che, no, fa bene, ma vuol dire che insomma, vuol dire che dal campionato non riesce più a avere come dire, delle indicazioni importanti. Se è costretto a vedere con i propri occhi 60-70 ragazzini, Non può essere anche un alibi? eh? Non può essere anche una sorta di alibi, come per dire, ragazzi, se per caso va male, io ho visto qua il calcio italiano è questo, eccetera, eccetera. Ma più, no, non Sarebbe un credo sia un po' una alibi. Secondo brutta. me davvero è la volontà di questo signore nel cercare di fare il meglio possibile, perché lui è il primo che non riesce a capacitarsi di come una squadra che ha vinto l'Europeo. A questo punto viene da dire davvero che siamo stati molto fortunati anche ai rigori con la Spagna, ai rigori con gli inglesi. Come Siamo faccio una stati squadra così a non andare al mondiale? Gli sono venuti a mancare degli uomini per motivi anagrafici, però dietro cosa c'è? Neanche l'Under 21, perché molti di questi Under 21 li ha già fatti giocare lui in prima squadra, e quindi deve andare a scavare tra i ragazzini. Non è un momento facile per noi, e vediamo cosa succederà adesso nelle qualificazioni agli europei che abbiamo. Però ripeto, non è un momento semplice, non lo è nella maniera più assoluta. Allora, questo non è un monte molto semplice, anche se poi una coccarda di campioni d'Europa ce la siamo messa, fortuna o non fortuna. Ma Comunque, assolutamente sì, va ecco, benissimo, ci andiamo a mancherebbe. vedere invece queste squadre, quindi voglio da te un'analisi su una, due, tre, quattro squadre del mondiale, no? Iniziamo, quattro squadre, ma che in qualche modo rappresentano un modo di giocare ben preciso, no? Partiamo da chi ha perso già ieri, no? Quindi abbiamo qua Deschamps che zittisce tutti della panchina dall'altra parte, però Cosa qua vuol dire? vuol dire che loro hanno il bacino, no, da cui poter attingere, no, Beh, ovviamente, l'Africa, siamo sempre lì, che è quello però africano, non delle vanno colonie, avanti, dell'ex colonia. non vanno Come? avanti, non vanno avanti nelle coppe se non con il Paris Saint-Germain che dopo si infrange alle semifinali o quarti. Ma perché i più forti sono all'estero, non sono in Francia Ecco, sicuramente. A parte Paris ecco. Saint-Germain, tutti giocano in Inghilterra, in Germania, in Spagna, non giocano Perché sicuramente in Francia. un conto sono le nazionali, un conto sono ovviamente le Sì, squadre perché d'inverno. se sei un francese di nascita, figlio di immigrati di nascita sempre francese, ma delle ex colonie, se sei bravo o vai al Paris Saint-Germain o giochi all'estero. E questo è quello che Allora, capita, che sta capitando. futuro, A diamo un Deschamps voto. cosa dire? Eh, Deschamps, chapeau in francese, ha fatto un certo. primo e secondo posto in 2 mondiali, credo che più di così ha rischiato di vincere 2 di fila, quindi Caspita, certo. lui sicuramente ha lavorato Dando bene. un voto di proiezione del futuro, cosa diamo? Visto che poi vincono il Mondiale 2018, arrivano secondi per un pelo, quasi primi. Il futuro hanno tracciato già una linea ben precisa con questi talenti, quindi non è che il futuro potrebbe essere roseo ancora da 8, diciamo, no? Con una sorta, se diamo un voto Sì, molto nella maniera più positivo. assoluta, quella che chiamano in gergo la Gare Noire, che inizialmente erano pochi giocatori di colore, 1, 2, 3 che aveva la Francia, ora è così multietnica, è un bacino spaventoso da cui attingere. Quindi questa è una squadra che, a meno che non succedano delle cose clamorose, ce la troveremo sempre tra le 4 o nella peggiore delle Sì, ipotesi tra le 8 e per le i 9, ma prossimi, sempre. esatto. In Europa tra le 4 sempre. Allora, voto 8 alla Francia, voto all'Italia per il Sì. futuro, 6, diciamo, diamogli un 6 Un 6 di e mezzo di fiducia, incoraggiamento, 6 di un mezzo 6 di e mezzo di incoraggiamento. incoraggiamento. Ecco, adesso
passiamo a un'altra squadra che negli ultimi 2 tornei si è qualificata, ma è uscita al gironcino iniziale, e nel 2018 ebbe la famosa fatidica Corea, che noi ce la siamo portati ancora adesso, però loro riescono a far scivolare tutto, perché bene o male arrivano quasi sempre in fondo alle competizioni. Questa sorta di definizione nei confronti della Germania, eccola qua, arrivato a un certo punto, è una definizione che incomincia a non essere calzare più a pennello, perché gli ultimi 2 mondiali hanno dato veramente un risultato negativo. Forse anche loro devono cambiare qualcosa a livello, manca il centravanti vero e proprio, gioca ancora Müller, Sì, per dire. tra l'altro sembrava una squadra destinata a spaccare il mondo 8 anni fa, perché vinse il Sì, mondiale, gli se non europei, sbaglio vinse anche le Olimpiadi. i giovani. Aveva una squadra dei ricambi, sembrava pazzeschi. Si è un po' persa per strada, alcuni senatori non hanno più reso come rendevano in passato, partendo da Müller. Kroos si è ritirato, ha lasciato il gruppo. Diciamo che è in una fase simile Italia, ma con più prospettive dal punto di vista Possibilità. con più possibilità. Il calcio tedesco 7. sa ripartire sicuramente, Sì. quindi Gli diamo un 7. un 7 glielo diamo. Se diamo 6,5 l'Italia, 7 lo diamo alla Germania. Bene. Quest'altra, ecco, io metto questo perché è un giocatore che non apprezzo particolarmente, nonostante i 117 milioni di sterline con cui è stato pagato. Grealish, per dire, perché anche qui c'è tutta questa situazione edulcorante della Premier, ma in realtà, come parlavamo, è il movimento sportivo che ne andiamo a vedere, è la nazionale che gioca, non giocano i club, perché altrimenti avrebbe vinto ovviamente una squadra inglese. I club sono pieni di giocatori stranieri, hanno tantissimi soldi. La nazionale a me non piace, ha giocato forse meglio questi mondiali rispetto agli europei che abbiamo visto l'anno scorso. Che prospettiva ha l'Inghilterra? È una squadra che si sta comunque evolvendo, anche discretamente giovane in alcuni suoi elementi. La finale contro di noi è stata persa poi rigore agli europei, qua con un pizzico di fortuna in più, se Kane segnava quel rigore forse la partita avrebbe preso un'altra piega e potevano andare anche in semifinale. No, loro secondo me hanno un bel giro, hanno avuto problemi sui difensori, soprattutto sugli esterni, che non hanno potuto giocare i titolari infortunati. Lo stesso Alexander Arnold del Liverpool non era tra i titolari, non era uno di quelli che stava benissimo, era reduce dall'infortunio. No, è una squadra giovane, perché 5-6 giocatori secondo me di livello ci sono. Vediamo quale sarà la prossima punta, perché Harry Kane non è più un ragazzino. Però secondo me un 7,5 l'Inghilterra gliela do. Gareth Southgate ci ha ripensato, ha detto che rimane, porterà avanti questo progetto, e vediamo quello che farà. La materia prima non manca sicuramente. Beh, è arrivato a un certo punto, era arrivato nel 2018 terzo, no? Giusto? Non mi ricordo più con era. Ma ai mondiali dici? Ai mondiali nel 2018 era tra le prime 4. Era arrivato terzo il Belgio, se non sbaglio. Quindi era arrivato quarto. E poi sono arrivati in finale negli europei del 2021. Sì. Guarda, E poi i quarti. Se Harry Kane non sbaglia quel rigore, chissà cosa succede quella partita. Va sul 2-2, può cambiare tutto. Chi lo sa? Però loro ci sono comunque, sono, e hanno anche degli elementi interessanti. Passiamo quindi allora 7,5. Allora 7,5. Quindi siamo andati 6,5 Italia, 7 Germania, 7,5 Inghilterra, 8 Francia. 8 Francia. Anche 9 Francia, se abbiamo dato 6,5 forse 9, hai ragione. Forse 9. Quanto diamo a questi invece? Il problema della Francia quale sarà, secondo me? Poi tagliamo sul Brasile. Il fatto che, tolto gli Lloris, non vedo dei portieri di livello. Io ieri, quando ho visto Lloris che ha preso quella botta alla bocca dello stomaco, sembrava non riprendersi, ho detto: se entra Mandanda ha finito. Questi ne prendono altri 2, vanno a casa senza. Beh, anche perché poi Lloris con Lloris infortunato. Lloris ho guardato le presenze, ne ha fatti già 20 di presenze nei mondiali Lloris, quindi
è un Sì, giocatore che in ormai da nazionale anni ha molto più di 100, non c'è ricambio, ripeto, se il verità. 12, il secondo e ancora Mandandà, che è uno che in Italia farebbe fatica a giocare in Serie A, io non so davvero, ecco, quello potrebbe essere un problema. Quello potrebbe essere un problema del Beh, portiere. però A meno vabbè, che non ci sia un gigante Debano, tira fuori dal cilindro e e allora magari riescono appunto a trovarne uno. Ecco, il Brasile hanno continuato a ballare e purtroppo questa cosa mi ha abbastanza sconvolto, perché sinceramente non per il ballo, per carità, perché loro fanno gli allenamenti ballando, quindi non è che cambia sì, sì. molto, però quello che voglio dire è Poco che fair play comunque, con la un Corea po' c'è non stato. è stato bellissimo, certo, però c'è anche il discorso che è una squadra che sembrava ben costruita, tosta dietro, coperta dietro, e quindi sembrava una squadra che prima o poi il gol lo andava a fare, e invece gli è andata male. Ecco. Come, visto che ha comunque dei giocatori che hanno un po' lo stesso Neymar, Thiago Silva ha una certa età, insomma, credo che ci sarà un po' di cambiamento e sconvolgimento. Io non so, il calcio brasiliano Sì. a che punto negli ultimi anni mi è sembrato un po' in fase calante. In questi mondiali sembrava aver riassunto meglio le proprie idee e aver offerto, diciamo, una squadra di un certo livello. Il Ma futuro? allora, sul presente, l'ennesima squadra senza un centravanti vero, perché Richarlison non è un centravanti vero, Sì, adattato a giocare lì, e questo è un problema molto grave del Brasile, che va già nel 2014 con Fregi al sì, sì. brasiliano, che non era una mezza pippa, quindi non avevano uno sboccoli davanti. Mi ha molto sorpreso il fatto che abbia giocato, e bene tra l'altro, è bene, Paquetá in mezzo al campo. Se Sì. gioca Paquetá in mezzo al campo significa che non hai alternative di un certo livello oltre a Casemiro, quindi non lo so, stanno venendo fuori dei ragazzi interessanti. C'è questo Hendrik, come diavolo si chiama, che già è stato acquistato dal Real, arriverà nel 2024 al Real Madrid, che sta facendo delle cose straordinarie nel Palmeiras, un ragazzino di 16 anni. Lì davanti secondo me Rodrigo e Vinicius hanno il posto assicurato, Sì, dietro bene. non lo so chi andrà a prendere il posto di Thiago Silva, che sembra immortale in questo momento, e comunque potrebbe ancora ripartire da lui la nazionale, almeno nel breve. Può darsi, può darsi. Un 8 glielo diamo al Brasile, perché comunque ha il serbatoio più Ce prolifico l'ha del mondo, ancora, ce l'ha ancora, sì, certo. nella maniera più assoluta, Stiamo arrivando alla fine, però abbiamo ultime due slide e tre, diciamo, domandine. Quindi veloci, abbiamo questa sì, Best of the World Cup. Kylian Mbappé sì. è, diciamo, il personaggio che in qualche modo prende lo scettro per i prossimi anni. Nella maniera più assoluta. Mi auguro che vada via dal Paris Saint-Germain, perché un giocatore di quel livello non può giocare in un campionato così mediocre, che è quello francese, Sta dove, strappando, mi sembra che stia strappando un po' per ecco, andarsene mi via. auguro che vada in Inghilterra o in Spagna, perché comunque è quello il luogo ideale per un giocatore così, che peraltro con l'Inghilterra e anche in parte col Marocco non mi sembra abbia fatto vedere delle cose grandiose, poi si è riacceso nella finale facendo quello che ha fatto. Vabbè, io mi ricordo che con l'Inghilterra gli hanno fatto una gabbia spietata, Sì, l'hanno sì, sta veramente giocato bene, contratto. certo. Però Faceva no, due. io sto aspettando l'anti-Mbappé, perché Messi ormai non è più un ragazzino, sto aspettando Certo. l'anti-Mbappé all'orizzonte, che potrebbe essere Haaland, ma Haaland non c'ha i colpi del fuoriclasse, uno che la butta dentro con una facilità spaventosa, non è un fuoriclasse. No, certo. Senti, Comunque, invece volevo sapere, io già sono polemico sul pallone d'oro. Quest'uomo qua che ne ha 27, è il settimo, sinceramente è stato un gentile cadeau, probabilmente di tutta sì. l'operazione del Qatar, visto che era passato appunto al Paris Saint-Germain, e quindi hanno avuto paura a darlo ad altri l'anno scorso. Può vincere l'ottavo pallone d'oro oppure è giusto darlo a Mapperi? Io Io lo ovviamente darei a sarei Mbappé, però ha vinto il eh, mondiale e Leo Messi, quindi sicuramente lo vincerà lui di nuovo. Sono ecco, convinto che lo sei vincerà lui di nuovo. d'accordo, sul mio pensiero che praticamente una volta che tu vinci 3 palloni d'oro, basta. Prendi quello di diamante e finisci Sì, lì. sì, No, sì, sì, ci può stare anche, perché ecco. davvero è stato per anni un dualismo lui Cristiano Ronaldo, se non era lui era l'altro, si sono messi in mezzo Modric e adesso Benzema, no? Se no Sì, solo due. è sempre stato tra loro due da una vita ormai. Sì, 3 palloni d'oro, il pallone di diamante,
fine delle trasmissioni. Senti, l'ultima cosa, la penultima cosa invece riguarda Cristiano Ronaldo, no? Che ha cercato di vivacizzare la sua posizione con le polemiche, sputando sul piatto in cui ha mangiato nell'ultimo periodo, che era il Manchester United. È stata una cosa secondo me molto di cattivo gusto, perché va bene tutto, va bene aumentare la portata mediatica e presentarsi con una certa importanza, però ormai ci siamo stancati anche di questi giochini, e un po' da un certo punto di vista dopo ha pagato un po' troppo le conseguenze, però arrivato a un certo punto basta. Hanno anche capito che la squadra non la puoi, alla sua età non la puoi più fare. Ha sbagliato forse anche la Juventus stessa negli ultimi anni a prendere Cristiano Ronaldo. Guarda, hai già detto molto tu, e io aggiungo soltanto che Cristiano Ronaldo è riuscito per molti anni ad essere ai livelli di Messi per via del fisico, di un fisico che l'ha sostenuto in una maniera pazzesca. Lui è sempre stato un integralista dell'allenamento, eccetera. Oltre ad avere dei gran colpi, ci mancherebbe altro. Perdendo questa fisicità, che ovviamente la carta d'identità non ti regala più, è un po' crollato da questo punto di vista. Cosa che Messi invece no, perché Messi più o meno coetaneo di Cristiano Ronaldo, avendo maggior classe e puntando più sulla classe che sulla fisicità, ha fatto quello che ha fatto regalando il titolo. Sì, perché poi non ci si rende neanche conto che in fin dei conti Messi ha grande fisicità. Perché grande longevità, anche perché non è più un ragazzino, cosa ha 36 anni Messi, è un grandissimo talento, mostruoso talento, ma continua a correre, a prendere botte, ad andare in velocità, andare nello spazio, cioè, mentre invece Cristiano Ronaldo negli ultimi anni già al Barcellona, al Real Madrid si relegava apposta a sinistra in alto e si attivava per fare lo scatto giusto, ma a ragion veduta, non è che scattava così, ovviamente, per andare nello spazio e creare lo spazio invece per Benzema, era il contrario semmai. Vabbè, l'ultima cosa velocissima invece riguarda l'accostamento a Maradona, perché è chiaro che sono stati tutti gli argentini trascinati da quel loro idolo, ovviamente nel 1986 in tutta la loro storia, Diego, e adesso Diego ha chiamato sull'altare degli dei, ha chiamato Messi finalmente, quindi si chiude questa diatriba, va Messi in nazionale. È una rottura di scatole che secondo me non ha fatto piacere neanche lo stesso Messi, voglio dire, perché io credo che Messi abbia pagato sotto il profilo psicologico sempre questo accostamento, l'ha raggiunto dal punto di vista delle vittorie, perché ha portato l'Argentina alla conquista del titolo mondiale esattamente come Maradona, ma come ho scritto, come scrivo da anni e come spero continuerò a scrivere, Messi è un fuoriclasse, Maradona è un extraterrestre. Maradona è un giocatore unico nella sua unicità, non ci sarà più un altro Maradona nella storia del calcio, ma non ci sarà più nella maniera che irripetibile. È un extraterrestre. Messi è un fuoriclasse. Tu che sei un top dei top, ma su due cose diverse. Entrambi hanno trascinato l'Argentina. Guardate come ha trascinato l'Argentina Maradona nell'86, come ha trascinato Messi. È questo che volevo domandarti. È un po' diverso, è un po' diverso. Secondo te non hanno trascinato in egual misura anche Messi in questa edizione ha trascinato, no? Oppure è stato più fondamentale Maradona? Nell'86 era un mondiale molto più tecnico rispetto a questo. Dove c'è un calcio molto fisico, è chiaro che il giocatore di bravura tecnica viene fuori sempre più. Quello dell'86, quello degli anni 80 è un calcio molto tecnico, questo è un calcio molto fisico, c'era molta tecnicità, c'era molta fantasia, c'erano grandissimi giocatori in tutte le squadre. Voi prendete il mondiale dell'86, Maradona da una parte, Rummenigge dall'altra, c'era Platini con la Francia, l'Inghilterra è uscita, aveva Gary Lineker, aveva Waddle, cioè, ragazzi, tutti avevano dei super giocatori. Beh, insomma, bellissimo. Beh, insomma, gli Amarcord, poi ovviamente Luigi Guelpa che è un'enciclopedia, ricorda benissimo tutto. No, lo so che tutti, poi sei un grande estimatore di Maradona, il famoso gol col Belgio, giusto? Il secondo, sì. Il secondo gol col Belgio. Le leggi di gravità, ragazzi. Sì. Cioè, adesso non voglio essere impopolare. Ieri Messi ha fatto un'apertura per il gol del 3-2, fantastica, spettacolare, sono d'accordo. Ma non dimentichiamoci la cavalcata di Maradona contro l'Inghilterra, non dimentichiamoci quel gol contro il Belgio. Ieri poi Messi ha fatto quell'apertura meravigliosa, il gol del 3-3 l'ha fatto su ribattuta a porta vuota, cioè
anche vedi che anche in come sono capitate le cose, in come accadono le cose, si vedono delle discrepanze e delle differenze. Chiudo dicendo che sicuramente Leo Messi è stato il giocatore che più si è avvicinato a Maradona. Questo è indiscutibile, perché dopo Maradona e Saviola, e Aimar, e Riquelme, e Gajardo erano tutti lì a cercare l'erede, ma quello che più si è avvicinato tra tutti è stato Leo Messi. Direi. Che è un fuoriclasse, ma non è un extraterrestre. Di extraterrestre ce n'è stato uno, e quando è morto, è arrivata l'astronave, l'ha ripreso e se l'è portato. Va bene, dai, su questa bella affermazione da parte appunto di Luigi Guelpa ci lasciamo e posso rinvitarti quando, non so, tipo a febbraio, quando capiremo un po' di più dove il campionato italiano sta andando, così ci saremo tolti un po', chiamiamole così, le scorie di questo campionato del mondo, visto che abbiamo dovuto interrompere il campionato italiano per... E vediamo cosa succederà, tra l'altro. Esatto. Un allenatore che è Spalletti, che ha vissuto nel suo passato, l'unico tra quelli presenti in Serie A, nel suo passato ha vissuto un'esperienza di campionato fermo d'inverno, avendo allenato lì allo Shakhtar, allo Zenit. Lo Zenit, scusami, sì, avendo allenato in Russia. Certo. Queste cose le conosce, che magari potrebbe ancora tornargli utile. È una considerazione notevolissima, infatti penso che avevano probabilmente bisogno di rifiatare e forse questo mese è servito, no? Visto che si sono un po' spremuti nella prima parte. Va bene, io ringrazio Luigi Guelpa, grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fa, come sempre, è sempre un piacere. Grazie e alla prossima. Alla prossima, ciao a tutti. Ciao. Vabbè, insomma, con lui è sempre piacevolissimo dialogare, anche perché poi c'è sempre una pertinenza dei vari argomenti e c'è un ricordo anche storico, ovviamente dal punto di vista calcistico, ma anche socioculturale. Quindi è un grandissimo piacere. Io ringrazio ovviamente chi si è collegato, saluto Anna Maria Pavesi e Nessore Del Boccio, che ha dato in qualche modo il suo contributo con le sue considerazioni. A questo punto non mi rimane che lanciare la sigla e salutarvi per rivederci settimana prossima, sempre lunedì alle ore 17. Grazie, buona serata.